Di una bimba nata tetraplegica e sordocieca dopo un parto lungo e complicato. I genitori di Eleonora Gavazzeni, 9 anni, chiedono 30 milioni di euro di risarcimento. Oggi al Tribunale di Rovigo si è celebrata l'ultima udienza del processo civile. Pietro Vernizzi. Oggi Eleonora Gavazzeni ha 9 anni e da quando è nata è costretta a subire delle sofferenze indicibili. Eleonora è nata con una grave sofferenza, ha avuto una frattura cranica alla nascita e adesso è cerebroresa. Non cammina, non vede, non parla e ha bisogno di continua fisioterapia e dovrà sottoporsi a parecchi interventi chirurgici. Per i genitori, a causare la disabilità sono stati gli errori di 2 ginecologhe dell'ospedale di Rovigo. La richiesta di risarcimento è di 30 milioni di euro, la più alta mai riconosciuta in Italia. Durante l'udienza sono state presentate 4 consulenze mediche. Sono importanti per un semplice fatto, perché dovranno indurre il tribunale che sarà chiamato a pronunciarsi in questo giudizio ad un'unica conclusione, cioè quella di una condanna di queste ginecologhe e dell'azienda sanitaria di Rovigo. Riccardo Venturi, difensore di una ginecologa, replica che ritiene sbagliato fare del caso un processo mediatico. Il giudice intanto si è riservato di decidere nei prossimi mesi, mentre per il 15 marzo è prevista la sentenza del processo penale.